Allora, a bomba su Raffaele Fantin. Lei ha ascoltato tutte queste, diciamo così, esposizioni di vari punti di vista per arrivare a dirci che cosa. Lei ha avuto diversi assist, però fuori onda mi diceva che non è d'accordo con alcuni aspetti, no? Che sono emersi. Beh, allora la domanda cosa c'entra l'energetica con i serramenti, con la luce, con l'illuminazione? Non c'entra con questa casa, la casa dentro che aveva qualche impianto. Parlo per i telespettatori, no? Cosa Sì. c'entra? Dico, c'entra molto perché noi ci occupiamo di impiantistica ma anche nello stesso tempo di progettazione di impianti. Quando vedi un disegno e c'è la grande vetrata, la prima cosa che ti chiedi, questo è nord, sud, est, da che parte sta sto grande vetro? La prima cosa che ti chiedi, perché? Perché lo diceva anche l'architetto prima, il vetro non sarà mai come il muro, ma non lo sarà mai. Quindi noi abbiamo un muro da 40 cm che ha una determinata prestazione di tenuta termica, più ampio il vetro, più aumento le dispersioni, questo deve essere chiaro. I telespettatori lo devono sapere. Cioè, gli scenari futuri e l'evoluzione della tecnologia e dell'ingegneria dei materiali dà nuove possibilità. Magari non si parlerà più di vetro, ma magari si parlerà di policarbonato compatto. Attenzione, vede però, che però ovviamente però questo è il futuro oggi. Allora, parto dalla fiducia di prima. Si parlava di fiducia, no? Ma perché, come diceva Scapochin, un cliente, un qualsiasi profano ci deve chiedere e dare la fiducia di fare qualcosa. Tutti abbiamo detto, chi ha detto prima, insomma, che la fiducia intanto è il committente che la deve dare. Ma io sono di un altro parere anche. La fiducia te la devi conquistare anche. E questo è l'approccio più non innovativo, migliore. Come te la puoi conquistare? Coi risultati. Non c'è altro modo di conquistare la fiducia della gente accompagnandoli dentro a lavori già eseguiti e facendo toccare con mano come si sta, che vuol dire abitare meglio, consumando meno, che vuol dire chiedere ai committenti stessi che ci abitano dentro quanto spendono della gestione di questo immobile. Per me questo è il processo. È innovativo, certo, non lo fa nessuno, pochissima gente lo fa, ma chi viene per esempio all'interno del nostro ufficio vede cos'è un soffitto radiante, non lo vede solo, lo sente, una climatizzazione senza aria. Quindi la fiducia per conto mio va conquistata, con dati certi, documentati e a basso consumo. Parlo di basso consumo perché? Perché noi possiamo avere costruzioni davanti dove c'è la grandissima vetrata esposta a sud con nessun tipo di ombreggiamento se non, e qua pongo un altro quesito, se è meglio un pergolato sporgente che faccia ombreggiatura a questa grande vetrata o se è meglio, come la modernità sta insegnando, l'oscurante. Cosa è meglio? Pongo la domanda. Cioè l'oscurante sarebbe la chiusura esterna. L'oscurante, ma non c'è la pergola. E tutti e due? Cosa è meglio? Cosa è meglio? Chi è che risponde? Perché, no, vi dico cosa sta succedendo a noi. Ve lo dico cosa sta succedendo a noi. Casi come questa casa che state vedendo, come vedete un grandissimo errore, le tende sono per dentro. Questo edificio, che è un grandissimo edificio perché ha una stratigrafia importantissima, addirittura le pareti che vedete sono anche ventilate, quindi oltre ad avere la stratigrafia del muro ha anche la ventilazione delle pareti. Sapete quando accende il condizionamento sto signore qua? Aprile. Quando il sole a casa mia che ha 60 anni e non ho questi muri, ma ho i miei portici o altre cose, accendo il condizionamento a giugno. Sì, spiega perché ad aprile. Spiega perché ad aprile.
perché quel vetro e il sole batte addosso a Nonostante il questo portico. vetro e non avendo una sporgenza sufficiente ad ombreggiare l'intero serramento, il L'intero calore che tu serramento. produci è dentro casa. L'intero serramento. Bene, allora, sta male questa persona? No, non sta male, perché Spende un fortunatamente ha un grande impianto, fatto a soffitto, condizionamento in estivo e via dicendo. Ma l'argomento non è questo, è se sta rispettando il basso consumo, cioè consumando meno. Certo che lo sta rispettando perché ha 18 kW di fotovoltaico sopra il tetto, quindi certo, ma la sua pompa di calore va tutto il giorno, partendo da aprile. Allora, poniamo un altro quesito, ma proprio lo poniamo. Consumare meno cosa vuol dire ai telespettatori? Penso che i telespettatori, se tu dici questo, loro ti rispondono costi meno in bolletta. Mi sembra normale, no? Boh, possiamo dire che ai telespettatori nella progettazione di impianti non è proprio così. Perché se sappiamo cos'è l'NZEB, costruzioni NZEB, che sarebbero New Zero Building Energy e via dicendo, la diciamo in 3 parole, Costa energia quasi quasi zero. Esatto. Chiaro? Cosa vorrebbe dire sta roba qua? Se lo sente un committente vuol dire che avrà delle bollette pari a, non so, 10 euro al mese, una roba di questo tipo. Ma in realtà non è così. Perché è un bilancio tra energia prodotta da fotovoltaico e l'energia che consumerà l'intero edificio, fatto la sottrazione, se siamo vicini allo zero è merito a questa sottrazione. Ma l'energia che il fotovoltaico produce tantissimo sarà solo estiva. E d'inverno non ce n'è in produzione, quindi quelle bollette, il cliente lo deve sapere, saranno tutte bollette che la sua pompa di calore preleva dalla rete. A maggior ragione se c'è la vetrata grande d'inverno, nei giorni di nuvolo, diciamo così, avrà delle dispersioni. Però se c'è un irraggiamento gratuito, grazie a Dio, aiuta, aumenta la temperatura interna. Ma sono così, scusi, chiedo anche a Malerba, ma ci sono proprio questi problemi di dispersione così grossi? Viene sottovalutato il controllo solare, questo è sicuramente un tema. Nell'elenco delle foto che sono passate prima c'era una grande vetrata, tutto vetro, e poi un frangisole, quindi un sistema di controllo solare a lamelle. E quello è il sistema più utilizzato nel Questo nord, qua. non questo, un'altra slide dove c'era una finestra nera. Quella di prima, e lì c'era il sistema oscurante nel lato esterno. Perché nel lato esterno? Perché abbatte l'irraggiamento del 75%, per cui meglio tenda fuori o meglio tenda dentro? Sicuramente tenda fuori per il 75% delle ragioni. Ma questo oscurante qui si muove? Certo, ovviamente questo è motorizzato, per cui sale, scende e si orienta, per cui può controllare la luce all'interno. La forma della lamella aiuta al rimbalzo dell'energia luminosa dentro la stanza, nel soffitto della stanza, per cui crea e esprime al meglio un ambiente esatto, luminosità, per cui rispetto ad una tenda, non me ne vogliano gli esperti delle tende, per nostra scelta questo sicuramente è una soluzione che noi consigliamo tantissimo nei nostri progetti. E dov'è questa cosa qua? È tra i due intercapedini del vetro? Nel lato esterno della finestra, nel lato esterno della finestra. Una specie di tapparella Una specie di tapparella orientabile, certo. Questo vi va bene? Quello che io obietto, ma non obietto, provoco, perché è proprio provocando che in una discussione provocatoria ma sana, certo, è dove che ci miglioriamo. Cioè non diamo per scontato che tutto sia scontato, insomma. Ecco. La domanda mia è, un oscurante, adesso stiamo trovando su dei cantieri, spesso e volentieri, vetrate di questo tipo, certo, dove mettono oscurante filtrante, che non è un totale buio, è filtrante. Tenda quindi. Se io vado con una termocamera all'interno del serramento a misurare la temperatura di giorno e di notte, è un grande salto termico. E allora cosa succede? Quindi mi domando, cosa filtra sta roba? Filtra sì, ma la scalda allora? certo. Allora, è ingannevole sta roba,
Ma io credo di sì, dal mio punto di vista. Certo. Io guardo le cose da un punto di vista, siamo di qua, perché dopo ci contestano che le pompe di calore consumano troppo. Certo. Hai l'oscurante filtrante che è caldo come non so che, quindi provoco, no? Certo, la E la provocazione domanda di prima era, è meglio un qualcosa che oscuri o è meglio una pergola? se devo oscurare tutto facciamo un muro. No, o è meglio una pergolato? No, ok, Lo chiaro. chiedo all'architetto. Certo, certo. Architetto. Beh, chiaramente il pergolato, no? Anzi, quando all'inizio degli anni 2000 c'erano i corsi di Casa Clima, che era alla testa Sì, del sì, mi pensiero, ricordo, eccetera, si invitava che molte volte bastano degli alberi, caducifoglie davanti ai serramenti, perché noi adesso, il discorso che faccio io, perché sono un po' vecchietto, sulla questo modo tecnofunzionalista che stiamo vivendo tutti insieme, no? Sembra che la tecnologia risolve tutti i nostri problemi. Le provocazioni di Raffaele Anche di inquinamento. sono interessanti, perché adesso si fanno queste cose semioscuranti, ma se tu devi pensare anche d'inverno. Io d'inverno, l'ha citato prima, se riuscisse ad avere il sole che d'inverno entra basso sui serramenti, dà un apporto di calore che permette all'impianto di non partire per riscaldarsi, no? Allora, qual è il mezzo migliore per fare da impiegare? È gli alberi. Cioè tu metti degli C'è un altro alberi tema davanti con le fronde d'estate che ti proteggono, perché a noi ci interessa che il sole non colpisca direttamente il vetro, questo è il grosso problema. Chiaro, chiarissimo. Però d'inverno, quando cadono le foglie, gli alberi fanno filtrare la luce del sole laddove, ecco perché la progettazione è importante, orientando bene anche i serramenti, ed è tutto da ovviamente progettare, queste cose non sono al caso. Sì, giusto per dare un numero, il vetro ha una dispersione di 1,3 watt metro quadro, il muro ha una dispersione di 0,19. Cioè capite che non è il doppio, non è il triplo, cioè è tantissimo per quanto sia molto isolato il vetro. Parlo di 1,3 perché è un valore che rispecchia la normativa, poi ci sono anche vetri che si arriva a 1, 1,1, Per voi quindi 0,9 però. Di base, per lei come costruttore, lei come impiede, né per Scapocchini i serramenti grandi sono un problema, non lo sono per Scapocchini No, per io Malerba, io dico semplicemente che le vetrate hanno anche, come giustamente Malerba diceva, io vivo in una casa dove a sud forse 22 anni fa, tra i primi, ho fatto un'apertura di 4 metri, tutta vetrata. Io ci vivo dentro. E come sta? Pompa? Io sto bene, ci ho messo il mio radiatore giustamente per darmi il mio comfort, però la scelta che ho fatto non è tecnica, è estetica, mi piace e l'ho fatta. Quindi non sto dicendo che le vetrate non vanno fatte. No, ma sono belle. Sto dicendo che ci vuole un'attenzione, tipo porto l'esempio proprio della settimana scorsa. Ormai gli edifici non hanno più, cioè butti su un cubo ed è fatta così. Cioè l'edificio è tan 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 e chiuso, cioè non c'è più sporgenza che ombreggia, zero, sparita. Minimale. Addirittura questo edificio ha un soffitto radiante, pompa di calore e tutto il resto. Nell'angolo della cucina, esposta a sud-est, vetro. Se tu guardi da fuori, è bellissima, non c'è niente da dire, è bellissima, bellissimo. Mail del cliente di settimana scorsa, in cucina soffoco. Certo. Allora, c'è un perché, ve lo dico, deve ancora montare gli oscuranti. Vabbè. E gliel'ho detto, guarda che senza oscuranti cosa vuoi? Cioè, non è che noi facciamo gli impianti e fanno i miracoli. Ah, quindi impianti già ci sono dentro? Certo, Già- funzionanti anche. Ha solo quell'ambiente, quella cucina che ha, come si dice, ha scritto, c'è un caldo soffocante. No. Noi misuriamo da remoto ed effettivamente ci sono quei 2-3 gradi in più rispetto a tutta l'altra parte dell'abitazione. No? Qual è il problema? Primo, non ci sono gli oscuranti. Secondo, ho parlato con l'architetto, gli ho detto architetto, ma
Cioè, architetto, una pergoletta fuori di questa cosa. C'è a progetto, non l'ha voluta fare. Ovvio. Bene. Ho detto, architetto ha ragione. Sì. Perfetto. Proviamo l'estate prossima con gli oscuranti. Chiaro. Ma E io, vediamo io però voglio fare, siamo un po' verso la chiusura, il tempo vola qua, vorrebbe dedicarci veramente tanto tempo, ma è possibile avere una casa sacrosanta come quelle un po' di una volta vera, dove almeno d'estate non sia necessario avere il raffrescamento, che quindi sia messa in modo tale che tra pergolato, qualche alberello, eccetera, non sia necessario avere il raffrescamento, perché non dico di avere 20 gradi in casa, però che ci vivi, che i suoi 20-28 gradi. Lo dico perché io vivo in una casa che non ha i miracoli, ma assolutamente non serve raffrescare, l'aria condizionata non serve, e non sudi in casa. Avrà dei bei... E non è una casa di una volta, sono fortunata, è del 2006-2007. Quindi vuol dire che qualche cosa hanno fatto, ma almeno io non accendo il raffreddamento, almeno, cioè, umanamente la casa, in base ai principi di quei casa clima di cui si diceva, deve essere quella casa che usi pochissimo riscaldamento, proprio per dare il là, per togliere l'umidità, e il raffrescamento lo eviti, tale per la coibentazione, per tutto un insieme di fattori. Invece no, dobbiamo pensare ancora alle case con raffrescamento. Io non voglio togliere la risposta all'architetto, ma credo che sia questo. Primo, scelta dei materiali. Non sto parlando di serramenti, sto parlando di muratura. Un valore che si è perso e che non viene più contestualizzato o scarsamente contestualizzato, il valore di sfasamento solare di queste murature. Cioè quante ore impiega il giorno di luglio e l'irraggiamento di luglio penetrare tutta la struttura e iniziare a cedere caldo all'interno. Infatti. Primo valore, ma io non le vedo. Perché valori... dovremmo aver già fatto un passo in avanti tutti sti anni. Semplificando molto, basta che guardiamo le chiese, bisogna costruire bene l'involucro edilizio. Volevo arrivare qua. Ce ne sono altre risposte. Volevo arrivare qua. Cioè, ma bisogna che, cioè, secondo me il concetto delle chiese, una chiesa si pensava e si costruiva bene. Certo, sì, sì. Perché la manodopera non costava, perché c'erano un po' l'apporto, il lavoro di tutti, e si costruivano queste murature massive. Questo è un po' il segreto, no? Bisogna investire nell'involucro edilizio. Ecco, questo è un aspetto importante, sì, perché a quel punto il vostro lavoro... Se posso dire, io sono un credente e qualche volta vago anche in chiesa. Alcune sono calde, alcune sono terribili. No. Alcune sì, alcune è vero che sono terribili. Il problema dopo non diventa solo un problema di temperatura. Il problema che tu non riuscirai mai a gestire, quindi avrai bisogno di un impianto, è l'umidità. L'umidità, certo. L'umidità tu ne avrai sempre bisogno di dover andare a trattare. Ma certo, non parliamo di umidità, dopo uno un minimo si adatta, però è proprio il discorso però di se guardiamo le case contadine, bravissimo, esposizione a sud, anche se la strada era dall'altra parte. Esatto, i famosi portici che ombreggiavano. Facevano questo giro per prendere la strada. Sì, no. sì. Ha toccato in pieno quello che voleva portici. Infatti. Finestre di una certa dimensione lato sud, se vai dietro trovi le finestrelle. Sì. Chissà perché. Chissà perché. Però c'è una componente importante che oggi è cambiato completamente il clima, e questa componente qui, in una tavola rotonda affrontata anche con dei tecnici, quando andavano a fare le vetrate tutte a sud, adesso vedo che tanti prediligono anche vetrate importanti proprio per questo fattore di tanto caldo, perché noi abbiamo tanto caldo e poco freddo ormai, le fanno anche a nord volutamente, non so se è una cosa corretta. Callegaro oppure architetto, chi di voi vuole rispondere a questa versione per il cambiamento di clima importante e per il troppo caldo che... Cioè guardare al troppo caldo o al troppo freddo, no? Dove orientare la casa? Ma forse in Sicilia si può anche fare un ragionamento esattamente. Ma io nel Veneto penso proprio di no. Penso al Veneto, e nel Veneto restano sempre, nonostante i tempi che siano cambiati il clima, restano sempre quelli paradigmi, no, ovviamente, perché poi quando abbiamo il freddo, come è successo l'inverno scorso, abbiamo avuto 20 giorni di freddo, ragazzi l'abbiamo sentito tutti il freddo, no? Quindi ci sono dei parametri. Poi è vero che probabilmente da qui a 20 anni
Il freddo sarà sempre meno? Noi non lo sappiamo. Ci ragioneremo, dovremmo pensare, cambieremo anche la zona. Ma la coibentazione secondo me dovrebbe ripararti dal freddo e dal caldo. Ecco, infatti per far questo esistono dei criteri molto da cui si può discutere per il discorso della fiducia, vanno fatti, no? Perché non è vero che un cappotto serve per qualsiasi cosa. Lui citava prima lo sfasamento, è una proprietà che permette di rallentare l'attraversamento del fronte dell'onda solare. Il polistirene ci impiega 6 ore, no? E la lana di roccia ce ne impiega 12-15. Già questo significa un apporto di calore interno completamente diverso, ma queste cose sono cose che si discutono con i committenti. Con no? i committenti. E sono le gerarchie che si stabilisce. Poi volevo ricordare, oltre alle chiese, negli anni 50 i condomini che erano fatti da architetti in gamba, perché non è che fino all'altro giorno c'erano solo ebeti, erano tutti bravissimi, no? Tu vai a un condominio che oggi ha 60 anni e ti assicuro che nonostante i serramenti in legno, il vetro semplice, l'involucro che era fatto con un certo criterio ti consente di, non dico di stare benissimo, perché d'inverno a nord la camera da letto batti un po' i denti, no? Però a compensare le dinamiche interne termiche, no? Quindi ci sono i modi per fare. È che oggi il mercato hanno fretta i committenti che vogliono, quante volte ci capita, che non vedono l'ora di finire, cioè esiste anche una tecnologia che è cambiata, ma quando io getto un solaio, quel solaio, se lo faccio in lateral cemento, devo sempre aspettare un mese. E quindi anche avere pazienza. Esiste anche un sistema di costruzione, invece noi pensiamo che la tecnologia ci consenta qualsiasi cosa, in 3 mesi possiamo fare una casa. Siamo tutti smart ormai. Bravo, siamo tutti smart, però il tempo di certe cose è sempre quello. No, è importantissimo il discorso tempo. Volevo un po' chiudere. Sì, chiudiamo, che siamo proprio, dopo parleremo in altre puntate, però intanto chiudiamo questo capitolo. Sì, che è fondamentale, insomma, al giorno d'oggi l'ha sempre un po' richiesto l'edilizia, però l'edilizia è sempre stata una cosa un po' a portata di tutti, no? Ora che viviamo questi tempi difficili dove dobbiamo cercare di far quadrare tutto e di investire nel migliore dei modi i nostri risparmi, i nostri sacrifici, secondo il mio punto di vista è fondamentale affidarsi ad un gruppo coeso e ad un'azienda, ad un gruppo insomma come Callegaro Costruzioni che riesca a unire tutti questi aspetti per far sì di ottenere il risultato migliore per quello che il committente si prefigge insomma all'inizio. Perché una casa deve durare. E una casa deve durare, non si può slegarla nelle varie professionalità, nelle varie, ci deve essere un coordinamento perché appunto le competenze sono tantissime, da soli non si va da nessuna parte, si deve fare gruppo. Assolutamente. Siamo in chiusura, grazie architetto, grazie anche a lei Callegaro Costruzioni. Un'ultima battuta, quanto ci vorrà perché la ricerca ci porti a materiali che siano meno, diciamo così, facenti passare Fino a pochi anni fa non c'era l'intelligenza artificiale, oggi c'è, magari tra qualche anno l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo in alcune attività, per cui probabilmente è questione di anni, ma già alcune applicazioni sono già state fatte, non dalla nostra realtà, ma ovviamente in situazioni di tecnologia spinta, quindi applicazioni e l'evoluzione dei materiali è costante, quindi siamo prossimi. Quindi voi siete sempre un po' aggiornati su quella che sforna il mercato. L'impianto è importante a questo punto, allo stato dell'arte diventa fondamentale. L'impianto è importante se vogliamo abitare bene e stare bene. Per conto mio e per conto nostro è giusto costruire meglio, il meglio possibile. Il meglio possibile, con tecniche migliori possibili, anche perché durano per sempre. Non è che vai a demolire la casa fra 10 anni perché non ti piace, quindi la scelta è importantissima. Stesso vale per l'impianto, quindi più costruisci meglio, l'impatto dell'impianto si riduce. Certo. E dove andiamo a fare questo impianto? A protezione proprio del lato debole. Se io ho una vetrata, lo diceva anche Callegaro prima, è là che io devo costruire il mio impianto per aumentare la resistenza termica di questo serramento che non è a pari del muro attualmente. Lo so, infatti questo è un po' il problema. Quindi questo lo dico perché anche progettare è importante. No, è fondamentale, cioè, la base di tu devi conoscere come
come funziona un impianto, ma non nel senso come gira l'acqua, perché questo lo sanno tutti, certo. ma come reagisce un impianto con esposizioni diverse. Questo lo devi sapere. Se non lo sai, è un problema molto quindi, grave. Su questo già ragionate, se vi siete confrontati con alcuni professionisti, se vi hanno fatto fare certi ragionamenti. Concludiamo appunto con Enrico Scapocchin. E quindi sulla base della saggezza, della sua competenza, cosa si sente di dire? Ma prima di parlare di impianti, prima di parlare di infissi, parliamo di isolare bene l'involucro edilizio, copertura, pareti, sottofondi, quindi prima di tutto quanto partiamo con lo studio della struttura e di come andiamo a crearla, perché oggi purtroppo siamo in un mondo, in un periodo storico dove ci sono 1000 veramente sistemi costruttivi. Diventa difficile anche per chi si sì, ma infatti per quello io partivo dalla fiducia, perché chi si affaccia ad oggi, ricollegandomi alla fiducia, dire ma come è che costruisco la mia casa, con che sistema costruttivo, legno, acciaio, cemento, paglia, Poroton, blocchi, veramente è imbarazzante la cosa, però comunque al di là della parte strutturale parliamo sempre di isolamento termico, perché è quello che ci fa risparmiare tutti i giorni in bolletta. Penso che questo qua sia proprio il punto. E poi chiaramente parliamo di vetri, di coibentaggio, vetri di abbiamo parlato anche di pergole, di orientamenti di verde, esatto, che sono tante cose interessanti. Però il fulcro penso che parti proprio dalla struttura dell'immobile. Grazie anche Enrico Scapocchin. Allora, cari ospiti, cari telespettatori, questo capitolo lo abbiamo chiuso. Come vedete sono tanti spunti, poi ci sarebbe veramente tanto da dire, mi vengono in mente anche tante tematiche, perché la casa tutti la viviamo e sappiamo quali sono gli aspetti che ci piacerebbe ci fossero o che non ci fossero nella propria abitazione, e quindi a voi anche lo spunto di scriverci per darci suggerimenti di domande da porre ai nostri interlocutori nel prossimo appuntamento. Però se avete delle domande specifiche, delle cose molto tecniche, rivolgetevi all'architetto Ivan Jobstrajvice, progettista e coordinatore del gruppo tecnico Callegaro Costruzioni, quindi cercate Callegaro Costruzioni e ponete tutte le domande che dovete fare, se dovete fare ristrutturare un immobile, costruirlo ex novo. Però se avete, a partire naturalmente dal serramento, perché i serramenti sono veramente la bellezza della casa, avete malerba infissi da guardare sul sito internet e vedere anche le bellissime immagini, che poi collabora direttamente anche con Enrico Scapocchin di Repac, che porterà le soluzioni di coibentazione, ma anche poi tra l'altro di cappotti termici, oppure di decorazioni, perché non abbiamo parlato di estetica, ma la casa può essere anche decorata in tanti modi, e quindi soluzioni innovative anche in 3D. Poi entriamo nel cuore della casa e lì iniziano le competenze tecniche molto approfondite, ne parleremo ancora, raffrescamento ma anche riscaldamento dell'immobile, lì la tecnologia avanza costantemente, e allora Energetica SRL, la trovate con la K, è il vostro referente da contattare per porre le domande all'esperto, per creare un rapporto di fiducia con i nostri interlocutori. Vi lascio alla pubblicità, grazie ai nostri ospiti e naturalmente noi ci vediamo dopo. Grazie e buon proseguimento.